Tornano a crescere i ricoveri per Covid negli ospedali regionali, superate quota 30 pazienti in terapia intensiva e 300 nelle aree mediche. La Regione vara un nuovo piano vaccinale con hub ad hoc per i richiami. Si riunirà mercoledì il Consiglio dei Ministri per decidere sull'obbligo del Super Green Pass sul posto di lavoro. Sindacati friulani d'accordo, sulla scuola pesa l'incognita Novax, sulla ripresa delle elezioni. Allarme Covid anche per i vigili del fuoco. In provincia di Udine 1 su 10 non è vaccinato e di fronte alle sospensioni l'unica soluzione sono gli straordinari per chi il vaccino ce l'ha. Partiranno ufficialmente il 5 gennaio i saldi in Friuli Venezia Giulia, ma ci sono già negozianti che vendono a prezzi ribassati, dubbi sull'effettiva utilità tra i commercianti. Via da oggi alla finestra invernale di calciomercato, Udinese a caccia di un difensore, ma Nkulù ancora infortunato. Intanto il Palmeiras e il Watford pensano a Samir. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, ben trovati all'edizione serale del nostro telegiornale con la pagina Covid in primo piano perché sull'onda dell'aumento dei contagi ricominciano ad aumentare anche i numeri per quanto riguarda gli ospedali. Hanno superato quota 30 i ricoveri in terapia intensiva con Covid e 300 quelli nelle aree mediche degli ospedali del Friuli Venezia Giulia. Sono numeri dunque appunto in crescita rispetto alle scorse settimane che fanno temere che l'onda lunga delle positività sia arrivata nuovamente a toccare le aree sanitarie. 30 pazienti in terapia intensiva Covid e 308 nelle altre aree mediche. Toccano tristi vette le ospedalizzazioni in Friuli Venezia Giulia, ultimo parametro scelto dal governo per valutare i cambi di colore delle regioni. I livelli di guardia per la zona arancione sono ancora abbastanza lontani, ma quello registrato nelle 24 ore successive al Capodanno è la prima inversione di tendenza di un dato che era rimasto stabile praticamente per tutta la seconda metà del mese di dicembre. Nelle ultime 24 ore si è fatto registrare un numero più basso di positivi, 453, molto lontani dagli oltre 2000 quotidiani di settimana scorsa, ma che va letto attraverso il più basso numero di tamponi sia molecolari che antigenici. 6 invece le vittime, di cui la più giovane è una donna di 73 anni deceduta in ospedale a Trieste. A far paura però, oltre alle ospedalizzazioni, sono i positivi tra il personale sanitario, medico e amministrativo delle aziende sanitarie regionali. Oggi sono stati 31, il primo giorno dell'anno erano stati 46, il giorno precedente addirittura 52. Anche per questo la Regione ha virato verso una quarantena light per i vaccinati in terza dose, per evitare di paralizzare la sanità come il resto del mondo del lavoro. La mappa del contagio con solo 4 comuni Covid-free nella nostra regione. A Trieste il triplo dei contagi rispetto a Udine, l'area più colpita è quella del Pordenonese. Sono 4 i comuni attualmente Covid-free in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di Comeglians, Dogna, Preone e Andreis. A dirlo è la mappa del contagio aggiornata ieri dalla Protezione Civile. L'andamento del virus in regione a macchia di leopardo, i territori dove l'indice di prevalenza si fa più scuro, ovvero dove la presenza del Covid è più marcata rispetto agli abitanti che risiedono in quel luogo, sono Morrupino, Travesio, Savogna di Sonzo, Rive d'Arcano, Treppogrande, Frisanco, Raveo e Valvasone Arzene. I focolai sono più attivi nei grandi centri urbani. Sempre sul podio per numero di contagi rimane Trieste. Il capoluogo regionale attualmente conta 2.455 cittadini positivi al coronavirus, quasi il triplo dei casi presenti nel capoluogo friulano, al secondo posto per numero di infezioni in regione. Udine ad oggi conta 859 casi. Terzo gradino invece per Pordenone con 518 positività, ma che è un Interland più colpito rispetto a quello udinese. Quarta posizione per Gorizia con 404 casi, seguono poi Sacile con 315, Monfalcone con 265, Azzano Decimo con 259. Gli altri comuni più colpiti in ordine sono Cordenons, 194 casi, Codroipo, Tavagnacco e Maniago con 152 positività in atto. E la capacità vaccinale verrà potenziata in tutta la regione con l'apertura di hub temporanei, in particolare per quanto riguarda le dosi di richiamo.
All'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale si vedrà aumentare la capacità di somministrazione di oltre il 20%. Le sedi su cui sono previsti gli allestimenti degli hub vaccinali sono Manzano da martedì 11 a domenica 16 gennaio, Latisana da martedì 18 a domenica 23 gennaio, Codroipo da martedì 25 a domenica 30 gennaio. In pochi giorni abbiamo sviluppato un potenziamento dell'offerta vaccinale che permetterà di far fronte in maniera efficace al fabbisogno legato soprattutto alla dose di richiamo su tutto il territorio regionale. A dirlo il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute Riccardo Riccardi. Anche l'azienda sanitaria Friuli Occidentale ha già distribuito l'attività sul territorio. Incrementate le attività dei centri al più 30%. A San Vito al Tagliamento il centro vaccinale sarà aperto 7 giorni su 7 con le domeniche dedicate alle vaccinazioni pediatriche, come anche a Maniago. Per quanto riguarda l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, attualmente l'operatività è su 4 hub vaccinali che garantiscono un totale di 3.800 vaccinazioni al giorno. Rimangono attivi per tutto il mese di gennaio 2 pomeriggi a settimana per le inoculazioni a Grado e Cormons. E intanto questa mattina al centro vaccinale dell'Ente Fiera di Martignacco si sono create file sia per quanto riguarda i richiami che per le dosi pediatriche. Oggi abbiamo presso l'Ente Fiera 2500 terze dosi, principalmente con vaccino Moderna, e abbiamo un'ottantina di vaccinazioni di prime dosi. E poi abbiamo il padiglione 3 appunto allestito per i bambini e ne abbiamo più o meno un 360. Per quanto riguarda le vaccinazioni pediatriche, il fatto che tra una settimana parta la scuola dopo le festività natalizie può aver incentivato i genitori a portare appunto i bimbi a vaccinarsi? Boh, quello assolutamente, le aziende ormai sono sature e abbiamo posti anche nel giorno successivo, quindi insomma le aziende sono aperte a tutti. Potrebbe esserci una nuova strategia per quanto riguarda i Novax per rallentare le vaccinazioni, perché secondo alcune testimonianze, in più di qualche circostanza, in regione così come in altre zone d'Italia, alcuni cittadini, presumibilmente Novax, hanno tentato di causare confusione e rallentamenti con l'obiettivo di mandare in tilt le somministrazioni anti-Covid. È successo ad esempio a Gemona, dove all'accettazione 2 signore si sono messe a discutere animatamente con il medico incaricato dell'anamnesi che precede l'iniezione. Munite di un libro, di un raccoglitore colmo di tabelle e articoli, hanno cominciato a controbattere le indicazioni del giovane medico, intavolando una discussione che è durata più di mezz'ora per poi alla fine rifiutare la vaccinazione. Stessa cosa a Udine, con ben 3 file bloccate da altrettante cittadine che alla fine hanno rifiutato il vaccino. Altri Novax infine hanno prenotato il vaccino e non si sono presentati all'orario prestabilito, una tattica che aveva il solo scopo di intasare il sistema delle prenotazioni. Questo è successo ad esempio all'ex Seleco di Pordenone, dove ieri si è verificato un picco di disdette sull'ordine di un'ottantina di casi. Intanto la struttura commissariale del generale Figliuolo e le associazioni di categoria hanno raggiunto l'accordo per la vendita di farmacia di mascherine FFP2 al prezzo calmierato di 75 centesimi l'una. Un accordo che sarà siglato a breve e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema della tessera sanitaria. Attesa per la riunione di mercoledì del Consiglio dei Ministri, chiamato ad adottare nuove misure per contrastare la pandemia. Le ipotesi sono Green Pass rafforzato per tutto il mondo del lavoro e nuove regole per quarantena e didattica a distanza. A favore dell'obbligatorietà del Super Green Pass, la CISL. E noi come CISL abbiamo sempre sostenuto la campagna vaccinale, abbiamo sempre anche fatto assemblee, incontri con i lavoratori per spiegare cosa sono i vaccini. Dall'anno scorso, in primis quando è partita questa pandemia, abbiamo fatto anche dei protocolli con le varie parti datoriali, con Confindustria, con gli artigiani, proprio per mettere in sicurezza i posti di lavoro. Il Green Pass è rafforzato, il Super Green Pass è già obbligatorio in diversi settori, quindi si andrà verso tutto il mondo del lavoro, che nel settore della sanità, della scuola, chi non ha il vaccino ad oggi viene sospeso senza stipendio, e quindi sarà il futuro anche per tutti gli altri lavoratori.
Dal mondo del lavoro a quello della scuola, dove sono tante le incertezze che pesano sulla ripresa delle lezioni dopo le vacanze di Natale, la Regione ribadisce la contrarietà a uno slittamento della campanella, ma pesa l'incertezza del fenomeno Novax tra i docenti. Al momento non c'è nessuna opzione di ritardare l'avvio dell'anno scolastico. L'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolin ribadisce la contrarietà del Friuli Venezia Giulia a un possibile slittamento della ripresa delle scuole dopo la festa di Natale, richiesto dalla Regione Campania. Una ipotesi che comunque ha trovato il muro del governo con il Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha ribadito di voler attendere dati e numeri dell'osservatorio prima di fare qualsiasi cosa. Il Comitato Tecnico Scientifico ha in ogni caso specificato che non c'è la volontà di ritardare il suono della campanella. Il governatore Massimiliano Federica in ogni caso oggi ha contattato il ministro Bianchi in attesa del nuovo decreto per capire quali sono le diverse modalità di intervento nelle diverse fasce d'età, visto che ci sono ipotesi di attivare la DAD in caso di contagi. Non è ancora inoltre chiaro quanti saranno alla fine i docenti che non si sottoporranno alla vaccinazione in Friuli Venezia Giulia, visto che avranno tempo fino al 5 gennaio per poter fare la profilassi e fino al rientro in classe non è possibile avere contezza dell'avvenuta vaccinazione. Sospensioni dal lavoro anche per i vigili del fuoco del comando di Udine e dei distaccamenti. Circa il 10% dei pompieri dipendenti non ha seguito l'iter vaccinale contro il Covid e dunque si ricorre a personale vaccinato in straordinario a pagamento. Meno 10% di vigili del fuoco in servizio nel comando di Udine e nei distaccamenti da Tarvisio alla Tisana a seguito della procedura di sospensione attivata per quei dipendenti che dal 15 dicembre scorso non si sono adeguati alla normativa nazionale di contrasto alla pandemia da Covid-19. Per i pompieri quindi che non hanno seguito il percorso vaccinale obbligatorio non è più possibile prestare servizio. Le loro assenze, spiega il comandante provinciale di Udine Giorgio Basile, vengono coperte da personale vaccinato in straordinario a pagamento per garantire i numeri minimi di personale per tutta l'area di competenza del comando di Udine. Al momento non si riscontrano criticità. In caso di necessità, per l'area del capoluogo friulano scendono in campo i pompieri del distaccamento di Cividale del Friuli. A 300 questa mattina lunghe file e proteste per la scelta del nuovo medico di base dopo l'addio di quello precedente. Uno degli storici medici di famiglia del Tarcentino chiude l'ambulatorio e per circa 1500 persone arriva il momento di scegliere il nuovo dottore di base. Primo giorno utile quello di oggi e al distretto sanitario si forma una lunga coda. Malumori e proteste per le lungaggini nell'arrivare allo sportello. Un cittadino della Perla del Friuli si fa da promotore nel disagio. C'è stato un assembramento pazzesco e oltretutto il personale detto a questo servizio è solo una sola persona. Naturalmente questo ha creato dei disagi anche di assembramento che si potevano facilmente evitare mandando una lettera con la nomina già assegnata e poi eventualmente chi voleva poteva revocarlo. L'azienda sanitaria, attraverso la dottoressa Paola Anna Agnoletti, responsabile del distretto di Cividale Tarcento, ricorda che è possibile scegliere il proprio medico di base anche online. Visto l'elevato numero di persone in coda, ha inviato inoltre una persona a supporto per evitare assembramenti e una persona a supporto nello sportello. Nuova puntata del giallo della donna scomparsa da 20 giorni a Trieste, con il marito che oggi ha convocato i giornalisti per ribadire la sua estraneità. Basta controllare il segnale del mio telefono per capire che io, con la scomparsa di mia moglie, non c'entro niente. Sebastiano Visentini, il marito di Liliana Resinovic, ribadisce la sua totale innocenza e anzi chiede che venga fatta chiarezza sul rapporto tra sua moglie e un uomo di 82 anni da cui andava a stirare all'insaputa però dello stesso Visentini. L'uomo nei giorni scorsi aveva sollevato dubbi circa la relazione nella coppia, dubbi però spazzati via dal marito che oggi ai cronisti ha ribadito come il loro fosse un matrimonio sereno. Intanto un testimone avrebbe visto Liliana Resinovic uscire dalla sua casa di via Verrocchio 2 nel rione di San Giovanni a Trieste.
L'orario era tra le 8:15 e le 9 del 14 dicembre e coincide con gli ultimi segnali di vita della donna. Resta però un mistero su cosa sia accaduto dopo. Resinovic era uscita senza i telefoni e senza gli effetti personali, quasi dovesse sbrigare una faccenda rapida. Attualmente la questura sta indagando su ogni possibile pista, il riservo è massimo e nei giorni di Capodanno sono stati passati al setaccio i boschi vicino a casa della donna, senza però trovarne tracce. La cassetta contenente le offerte del presepe solidale della pizzeria Ancona 2 in via Tredicesimo a Udine è stata rubata nella notte tra sabato e domenica. A raccontarlo attraverso i social gli stessi titolari del locale che da molti anni rinnovano la tradizione della natività con una iniziativa benefica della quale anche l'ex capitano dell'Udinese di Natale è stato a lungo testimonial. Da oltre 15 anni il presepe raccoglie fondi poi interamente destinati alla fondazione Progetto Autismo FVG. Aggredisce il dipendente di un barbiere per rubare tablet, cellulari e altri oggetti di scarso valore minacciandolo con un paio di forbici. È successo questa mattina a Udine nella zona di Borgo Stazione, ma il rapinatore, un 21enne egiziano già noto alle forze dell'ordine, non è riuscito a fuggire perché è stato bloccato dal titolare dell'attività all'interno del negozio e poi arrestato dalla polizia che in pochi minuti è arrivata sul posto. Illesa dopo che l'auto uscita di strada è stata letteralmente sfondata dal guardrail che si è letteralmente infilato nella scocca del vano motore. È successo questa mattina sulla strada provinciale 1 tra Prosecco e Santa Croce sull'altopiano triestino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la conducente è stata soccorsa e portata in ospedale con ferite lievi. E ancora un incidente in montagna oggi a Forni di Sopra con un uomo di 66 anni che aveva raggiunto a piedi Malga Tartoia al mattino insieme alla moglie ed è scivolato su una lastra di ghiaccio alle porte del paese riportando un trauma facciale per il quale il personale del soccorso alpino prima e poi quello sanitario l'hanno portato in ospedale. Più impegno per gli agenti della polizia ferroviaria in Friuli Venezia Giulia. A causa Covid, nel corso del 2021 gli uomini della Polfer hanno controllato il doppio delle persone sui treni e negli scali. 4 persone arrestate e 454 indagate. È il primissimo bilancio di fine anno dei controlli della Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia, impegnata anche per il monitoraggio anti-Covid. Oltre 85.400 le persone controllate, più 55% rispetto al 2020. Diversi i sequestri, 7 armi da taglio, un'arma impropria, circa 4 grammi di cocaina e circa 120 grammi di cannabinoidi. Durante l'anno sono state impiegate più di 8.000 pattuglie in stazione e oltre 1.300 a bordo treno, 18 servizi antiborseggio in abiti civili, negli scali e sui treni. Nel 2021 gli agenti della ferroviaria hanno rintracciato 2 persone scomparse, entrambe minori. Diversi gli episodi registrati lo scorso anno infine di ragazzi sui binari per giochi e sfide che avrebbero potuto avere conseguenze tragiche. Bilancio del 2021 anche per la polizia locale di Monfalcone, vediamo. Controlli calati nel 2020 a Monfalcone causa Covid, ma ripresi con vigore nel 2021. Così la polizia locale, presentando i dati dell'anno appena trascorso, ha voluto fare luce sul lavoro del comando di via Fratelli Rosselli. Oltre 24.000 le telefonate cui gli agenti hanno risposto in 12 mesi. Dai controlli su strada fino alla lotta al sovraffollamento, in calo visti i continui controlli, cui vanno unite le azioni antiterrorismo. Monfalcone, tra l'altro, è il primo comune ad aver sanzionato chi non rispettava il codice della strada sul proprio monopattino elettrico. Fino a poco tempo fa potevamo solo assistere ma non potevamo intervenire, nonostante tutte le segnalazioni che avevamo continue di cittadini che vedevano questi monopattini sfrecciare. Effettuando questi controlli a tappeto abbiamo verificato più di 900 autocarri nel 2021, scontrando 640 violazioni. I vettori che vengono sanzionati cambiano il loro comportamento perché comprendono che il territorio è fortemente monitorato. Il Covid non ha fermato le compravendite di immobili che a Udine nel 2021 sono cresciute del 16% rispetto all'anno precedente.
Il Covid non ferma il mercato immobiliare. In provincia di Udine nel 2021 le compravendite hanno avuto un incremento del 16% rispetto all'anno precedente. Il valore degli immobili, che è cresciuto in media tra il 5 e il 10%, in centro città varia da 3.000 a 3.900 euro al metro quadro, con punte che arrivano a 5.000 per nuovi o ristrutturati, ma si scende a 1.600-3.000 euro per uno in buone condizioni e a 1.000-1.200 per uno da ristrutturare. Abbiamo riscontrato una diminuzione su quello che erano gli acquisti degli appartamenti, tipo del mini appartamento, che è stimato sul 3%. Vendite dei bicamere circa come tipologia nel 2021 sul 20%. I tricamere sono quelli che hanno subito una maggiore richiesta e noi abbiamo riscontrato solo un 17% su quello che è le vendite della ville e delle case. Il problema è che mancano proprio questi immobili. I saldi partono il 5 gennaio, ma a Udine c'è già qualche negozio che ha cominciato a vendere a prezzi ribassati. Le premesse tuttavia non convincono i commercianti, c'è poco movimento, mancano gli acquirenti austriaci e molte persone sono a casa malate o in quarantena. Ai blocchi di partenza la stagione dei saldi. In Friuli Venezia Giulia partiranno mercoledì 5 gennaio per protrarsi fino al 31 marzo. In città c'è chi ha cominciato in anticipo a vendere a prezzi ribassati anche del 50% per cercare di recuperare i mancati guadagni del periodo prenatalizio. In realtà sono iniziati per noi ieri i presaldi, di solito c'è un pochino più di gente quando partono proprio i veri saldi anche negli altri negozi. Si spera sempre che si possa fare sempre di più anche rispetto all'anno scorso, che era anche un po' più a rilento, diciamo. Ci sono venuti a mancare un po' di turisti, soprattutto gli austriaci, che sono quelli che la merce italiana gli piace. Da loro comunque è un 30% in più. Poi le dirò che c'è tanta gente a casa malata, gli abitanti sono quelli e non è che li possiamo clonare. Sono dell'idea che fino al 10-15 gennaio qualcosa si dovrebbe fare. E gli udinesi in effetti non sembrano essere particolarmente attratti dai saldi, sentiamoli. Pronta per i saldi? Intende fare acquisti? Sì, pensavo di sì, di andare a cercare degli stivaletti. E quindi ha aspettato questo periodo proprio per fare affari? Sì. Io in realtà ultimamente nei negozi non è che vedo così tanta scelta. Esatto, cioè una cosa che mi mette un po' tristezza è questo. Basta. Cioè che siamo un po' più incentivati verso l'online piuttosto che il negozio fisico. Io non metto, diciamo, tante cose per comprare prima l'armadio per mettere dentro le cose. Io compro le cose che ho bisogno, vedo il prezzo che era per me vantaggioso, che è anche giusto, compro. Quando non va bene io lo ringrazio, lascio il negozio e poi vado a cercare quello che ho bisogno, forse in un altro luogo. Tutto là. Vero e proprio boom di sciatori sulle piste delle Friuli Venezia Giulia per il weekend di Capodanno. Più di 16.000 amanti della neve si sono ritrovati nei comprensori sciistici regionali a tirare in particolare Zoncolan, Tarvisio e Piancavallo. 16.216. Sono questi gli sciatori che hanno affollato, pur distanziati ed armati di mascherine d'ordinanza, gli impianti della montagna friulana. Da Piancavallo a Tarvisio le stazioni sciistiche hanno registrato un vero e proprio boom di visite, vuoi per la bella giornata di sole, vuoi per vivere nel migliore dei modi la prima domenica del 2022. Le più gettonate dagli amanti della neve sono state le piste dello Zoncolan e di Tarvisio, con più di 4.300 sciatori all'ingresso. Più staccata Piancavallo a quota 3.740. Poco più di 1.800 invece gli accessi a Sappada, 1.300 tra Forni sopra Sauris e 582 a Sella Nevea. Una bella giornata sulla neve friulana con in media una decina di discese per ogni sciatore. Tra Forni e Sauris si è toccato il picco di 13 di media. E per le prossime giornate sono attese ulteriori precipitazioni nevose che però aumentano anche il pericolo valanghe. Occhio quindi al ponte dell'Epifania, in particolare nella zona del Canin. In effetti si prospetta un ponte della Befana da tutto esaurito o quasi.
Tutti in montagna, in particolare i giovani, hanno deciso di trascorrere lungo Ponte della Befana a sciare o passeggiare nei monti imbiancati della nostra regione. Buoni numeri delle prenotazioni, anche se l'aumento dei casi di positività porta anche a delle disdette dell'ultimo minuto. Siamo circa al 70% di riempimento delle nostre strutture. Certo è che qualche disdetta ce l'abbiamo, ma soprattutto per i contagi. Le più richieste sicuramente sono le destinazioni sciistiche, perché lì poi trovano tutti i servizi, per cui da Forni di Sopra, Tarvisio, Sappada e lo Zoncolan sono quelle più gettonate. Abbiamo notato che le persone più ansiose sono quelle di mezza età, che si fanno molti scrupoli nonostante abbiano i vaccini. La riscoperta della montagna da parte dei giovani, già l'anno scorso si vedeva questo trend e quest'anno si sta proprio stabilizzando. E allora abbiamo chiesto al nostro meteorologo che tempo troveranno gli sciatori in questo lungo weekend. Dopo il caldo record dei giorni scorsi, ecco che per le nostre montagne giunge un periodo un pochettino più invernale. Torneranno le nevicate, anche abbondanti nella giornata di mercoledì 5 gennaio, nevicate più copiose sulle Giulie, dove inizialmente nevicherà intorno ai 1000-1200 metri, poi la quota neve nel corso della giornata scenderà fino a coinvolgere la stessa Tarvisio. Mi attendo nevicate piuttosto copiose proprio sulle Giulie, ma anche sul resto del nostro promontorio montano, e nel corso della giornata dell'Epifania avremo un miglioramento graduale del tempo. Dunque giungeranno le schiarite col passare delle ore, schiarite e anche un calo ulteriore delle temperature che consoliderà il manto nevoso caduto nella giornata precedente. Poi nei giorni successivi, anche se un pochettino presto per dirlo, avremo ancora un tempo discreto, poi verso il fine settimana potrebbe giungere un altro fronte dal nord Europa. Restiamo in montagna per un importante riconoscimento. Da pochi giorni Paularo è diventato villaggio degli alpinisti, è il 6° in Italia e il 38° in Europa. La Val Incaroio sarà il primo villaggio degli alpinisti della regione Friuli Venezia Giulia, il 6° in Italia e il 36° in tutta Europa. I villaggi degli alpinisti sono quindi piccole località caratterizzate da una ricca tradizione alpinistica, da un'elevata qualità ambientale e paesaggistica, che si distinguono per l'impegno nel conservare, nella conservazione dei loro valori naturali e culturali. Il riconoscimento di questo marchio rappresenta una prova delle ottime qualità naturali, paesaggistiche, culturali e alpinistiche di Paularo, che attraverso boschi, malghe, pascoli e sentieri Paularo offre ai visitatori. E torniamo a parlare dei fucilati di Cercivento, perché l'amministrazione comunale ha deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria. Sentiamo Luca Boschetti fra i promotori dell'iniziativa. Il Consiglio Comunale di Cercivento all'unanimità ha votato una proposta di deliberazione consigliare del gruppo consigliare di maggioranza da me formato e anche da Mattis Doris e da Maurizio De Conti, di rendere onore ai 4 alpini fucilati e fucilati su Cercivento e dando la cittadinanza onoraria. Alla presenza anche di Flora Mario, uno dei pronipoti dei 4 alpini fucilati, il Consiglio Comunale ha deliberato giustamente questa proposta di deliberazione. Così la comunità di Cercivento ha voluto rendere onore ancora una volta a questi 4 ragazzi che qui dietro il cimitero nel lontano 1916, il 1° luglio, hanno trovato la morte per mano amica. È stato un atto fortemente voluto sia dal sottoscritto che anche dall'intero Consiglio Comunale, e la comunità di Cercivento può essere onorata di aver conferito la cittadinanza onoraria a questi 4 alpini. Al via oggi la finestra invernale di calciomercato con l'Udinese a caccia di un difensore. Si allontana Nkulù, che dal Watford fanno sapere essere infortunato, mentre lo stesso Watford sarebbe interessato a Samir. Ne parliamo tra poco a Sport FVG, con uno spazio dedicato anche agli sport invernali, alle nazionali di sci alpino che sono presenti nei poli sciistici della nostra regione e si stanno allenando sullo Zoncolan a Treviso per le prossime tappe
tappe di Coppa del Mondo nelle vicine Croazia e Slovenia, e parleremo anche di podismo e di ciclocross. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, vi auguro un buon proseguimento di serata, arrivederci.